Siamo con Giovanna Zaffuto che fa parte del comitato d'onore di Euterpe, che tra l'altro quando era ispettrice al MIUR è stata una che ha fortemente voluto, una creatrice di questo concorso giunto alla sua 13ª edizione. Ecco, facciamo un po' una sintesi di questa presenza qui al parco di questa edizione. Sì. Euterpe è nato naturalmente con e per il volere sì mio senza dubbio, ma anche dello staff che mi ha affiancato, che ci ha creduto, e abbiamo lavorato intensamente perché Euterpe Mediterraneo e Musica, Agrigento Mediterraneo e Musica andasse veramente e avesse quel valore che oggi ha. Perché? Perché noi siamo partiti dal presupposto che il ragazzo appena nato che cosa fa? Prima di parlare canta e prima di scrivere disegna, quindi è l'arte che deve partire da questo momento importante della vita di ogni ragazzo. E meno male sicuramente che è stata una cosa importantissima quella che ad Agrigento in particolare, ma anche in tutta Italia, lo strumento musicale, l'indirizzo dello strumento musicale ha avuto e si è esteso moltissimo. Infatti noi, questa Euterpe è una rappresentazione, una manifestazione, un evento importantissimo perché facciamo un concorso normale tutti gli anni e i ragazzi delle scuole ad indirizzo musicale partecipano per venire intanto a suonare, a conoscere e a socializzare con gli altri alunni, perché lo scopo importante è questo, ma senza dubbio non dobbiamo dimenticare che vengono a vedere il contesto che è la Valle dei Templi, Agrigento, che è molto importante. Noi andiamo ogni anno alla ricerca di far fare ai nostri ragazzi delle esperienze significative e in un certo senso uniche, perché non è comune suonare in un posto così importante dal punto di vista archeologico, da una cornice fantastica. Poi noi veniamo dalla Calabria, quindi non è che siamo lontanissimi e quindi magari conoscevamo il posto ma non lo conoscevamo dal punto di vista musicale. Quest'anno i nostri ragazzi hanno fatto questa esperienza e penso che portano via un bel ricordo. Il Boogie Boogie è stato molto gradito. Ma noi dobbiamo fare in modo che i ragazzi si divertano a suonare e quindi ogni pezzo che è accattivante, difficile anche, loro lo accettano come una sfida importante, quindi sono contento e loro penso siano contenti. Che repertorio solitamente eseguite? Ma noi facciamo, oggi qui abbiamo fatto un sunto del nostro repertorio, cioè è un repertorio abbastanza vario, dalle colonne sonore alle canzoni, agli standard, anche ai pezzi di musica classica. Però l'obiettivo è quello di educare con la musica.